Riccardo Trillini torna in Sardegna, forse nel periodo migliore della pallamano isolana. È un caso? Ma diciamo che onestamente è un caso, perché comunque stiamo facendo il giro dell'Italia con i miei collaboratori per fare una selezione riguardante tutti i 2004 e 2005. Direi che adesso con la Raimond, che è tornata in Serie A, è diventata una bellissima situazione per tutta la Sardegna, perché esprimere le proprie squadre ad altissimo livello dà una grandissima chance e possibilità a tutti i giovani che si avvicinano alla pallamano e possono esprimersi in Serie A, per cui fantastico. Non è un caso, però con piacere sono qua. C'è una scaletta di livello e questo permette ai giovani sardi di poter fare esperienza nelle categorie che meritano, quindi è l'ideale. La pallamano della Sardegna è sassarese, quasi sassarese, con l'aggiunta di Nuoro che fa sempre un bellissimo lavoro, per cui bisognerebbe parlare del movimento pallamanistico sardo. Manca moltissimo nella parte sud dell'isola, però per quanto riguarda Sassari e dintorni è l'ideale per la pallamano, perché ci sono molte società, molti giovani che giocano nello stesso territorio, palazzetto, per cui c'è grande confronto, poche spese per fare le partite, quindi ci sono dei grandi vantaggi. La Raimond Sassari è una realtà che è ritornata in Serie A nella maschile e ha ambizioni per vincere lo scudetto, ma devo dire che è giusta l'ambizione, ma devono anche avere pazienza, devono essere anche comunque contenti di fare un bellissimo campionato, perché quando si fa una promozione ci vuole sempre del tempo per assestarsi. La tradizione della pallamano è un elemento predominante, perché se non c'è stata già pallamano è difficile installarla, in quanto a livello nazionale non c'è un veicolo pubblicitario o di conoscenza in TV, nei giornali, per cui si conosce solo attraverso chi ha giocato o chi ha già fatto pallamano, e quindi sarà sempre, secondo me, nell'immediato un po' in ritardo la parte sud della Sardegna. Secondo lei cosa si sente di dire ai giovani che anche grazie a questa, o meglio, nella disgrazia di questa pandemia, si sono allontanati dallo sport? È un problema che riveste tutti gli sport. Direi che con questa possibilità di fare campionati nazionali per le squadre di Sassari è una fortuna, perché possono continuare a fare il campionato e giocare, perché è appunto un campionato nazionale. Quasi nella sfortuna i pallamanisti sono favoriti, perché svolgono un'attività nazionale. È un danno per tutti, perché come nella scuola c'è qualcosa che si perde non andando a scuola, mancando agli allenamenti e alle competizioni è comunque un danno che lo pagheremo nelle prossime generazioni, però diciamo che a Sassari non stanno peggio che da altre parti. Ultimissima cosa, ha adocchiato già qualche possibile talento? No, perché ho appena iniziato, quindi ho visto dei bei fisici, sicuramente quello che si può notare all'inizio. Adesso dopo, più tardi, vediamo anche l'aspetto tecnico. In questo stage abbiamo il piacere e la fortuna di incontrare un amico che con la pallamano realmente ha diviso praticamente tutta la sua vita. Oggi in veste di segretario generale della delegazione Sardegna, Silvio Ruggeri. Uno stage dedicato ai più giovani, 2004-2005, ma promesse e soprattutto speranze per l'handball isolano. Assolutamente. Questo stage è dedicato tra l'altro non solo alle annate che hai giustamente specificato, ma è anche dedicato ad un gruppo che
fa parte delle 3 principali squadre maschili della regione Sardegna, Raimond, Verde Azzurro e Nuoro, quindi ragazzi che già masticano e hanno masticato campi importanti, per cui siamo molto contenti che possano come dire, mettersi in mostra agli occhi dello staff tecnico della rappresentativa e poi anche del direttore tecnico della nazionale Riccardo Trillini. Il Sud Sardegna ha un bacino di utenza che non è minimamente paragonabile con il nostro, lo dimostra il fatto che Cagliari è una città metropolitana, quindi chiaramente conta non solo nel centro abitato ma anche nell'Interland numeri davvero importanti. Diciamo che il Sud Sardegna soffre fondamentalmente la mancanza sia di una tradizione tipica magari sassarese, che è ovviamente più una tradizione storica, lo dimostrano i fatti, lo dimostrano i numeri e così via, e un po' c'è questo distacco forte tra centro Sardegna e Sud Sardegna, perché un'altra zona in cui è assente la pallamano è l'Oristanese per esempio, perché non si riesce, manca quella scintilla che dalle scuole e poi di conseguenza alle società possa portare a incrementare i numeri. È davvero un peccato, però posso permettermi di dire che la delegazione sta lavorando in questo senso con società che stanno proprio nascendo, stanno sbocciando in queste zone meno popolate di pallamano. Il periodo non è ovviamente dei migliori per 1000 motivi, lo vediamo quotidianamente, le difficoltà su cui che stiamo provando a superare sono davvero tante. Io quello che voglio dire ai ragazzi, è proprio di prendere ad esempio la voglia che la pallamano come movimento sportivo nazionale nel settore giovanile è il segnale che ha voluto dare, perché è stato il primo sport che a livello giovanile ha ripreso, nonostante tra l'altro la pallamano stessa a livello internazionale è notizia di questi ultimi 2 o 3 giorni dell'annullamento di tutte le competizioni a livello internazionale. Quindi insomma mi auguro che questa voglia da parte nostra di riprendere sia di buon auspicio.